Siamo a Palazzo Siotto, nel centro storico della città di Cagliari, nel quartiere di Castello. Oggi, in questa prestigiosa sede, si terrà l'evento dedicato a Grazia Deledda, un viaggio da Nuoro a Cagliari alla scoperta dell'arte, dei sapori e dei profumi della Sardegna. L'iniziativa è organizzata dall'Associazione Culturale La Casa Rosa con il patrocinio dell'Assessorato al Turismo e al Commercio del Comune di Cagliari. Questa sera interverranno diversi ospiti, Neria De Giovanni, una grande esperta della figura di Grazia Deledda, un'intervista a Gianni Filippini, storico direttore editoriale dell'Unione Sarda, e inoltre la presenza di un'attrice molto brava, Marta Proietti Orzella, che reciterà i brani tratti dalle opere di Grazia Deledda. In tutto questo contesto saremo accompagnati dalla musica di due musicisti, Angela Oliviero al piano e Dimitri Mattu. Sarà una serata molto interessante, io vi guiderò. Grazia Deledda. Lettere ad Angelo de Gubernatis, 1892-1909. Il de Gubernatis era il direttore di Natura ed Arte, rivista illustrata quindicinale italiana e straniera di scienze, lettere ed arti, edita a Milano dal Vallardi dal 1891 al 1911. Nuoro, Sardegna, 14 aprile 92. Egregio signor direttore, leggo sempre con piacere la sua rivista e desidererei vederne il mio nome fra i collaboratori, ma non oso mandarle qualche mio scritto prima d'esser certa che ella vorrà farmi l'onore di pubblicarlo. Perciò mi azzardo a scriverle questa pregandola di dirmi se posso aspirare a tal favore e se la mia modesta collaborazione può riuscirle gradita. In attesa di un suo gentile riscontro, la ringrazia anticipatamente la sua devotissima Grazia Deledda. Nuoro, Sardegna, 23 luglio 92. Illustrissimo signor direttore, le scrivo per ricordarle la promessa fattami di pubblicare cioè la mia novella sarda nella Natura ed Arte, perché temo che se ne sia dimenticata. Infatti mi aveva promesso di inserirla nel fascicolo di luglio e invece... A suo tempo le mandai le illustrazioni 4 costumi sardi per la novella e il mio romanzo Fior di Sardegna. Spero avrà ricevuto tutto. Voglia perdonarmi, egregio signor direttore, se oso pigliarmi la libertà di scriverle così, e si ricordi della sua devotissima Grazia Deledda. Cagliari, 19 gennaio. Mio buon amico, la vostra lettera piena di dolci rimproveri è fra le cose più belle che ho ricevuto in questa occasione. Io non vi ho mai dimenticato e durante il mio brevissimo fidanzamento ho pensato più volte di scrivervi, ma
Che dirvi? Aspettavo che la cosa fosse sicura, che l'evento fosse compiuto per mettervi a parte della mia felicità. E che importano i versi e le prose nuziali? La vostra lettera carissima vale per tutti gli epitalami del mondo. E poi speravo e spero essere presto a Roma. Mio marito è segretario di intendenza. Abbiamo chiesto il trasloco a Roma e speriamo ottenerlo. Allora ci diremo tante cose. Per oggi vi basti sapere che sono felice di una felicità serena, pura e profonda. Il giovine che mi ha dato il suo nome e tutto il suo cuore è intelligentissimo, distinto, bello, forse troppo bello, ma soprattutto è buono ed onesto. Ci siamo incontrati 3 mesi fa qui a Cagliari. Egli non aveva ancora letto nulla di mio e mi ha amata per me stessa. Questo mi ha deciso a sposarlo. Mi ama, lo amo, siamo felici. Egli lavora, io lavoro. Sogniamo entrambi di venir presto a Roma per formarvi definitivamente il nostro nido, per lavorare, per vivere onestamente. Tutto qui sta il mio romanzo. Che altro dirvi? Cagliari è una città graziosa, con uno splendido mare. L'allodola ha spiccato il volo dal suo piccolo nido selvaggio e fragrante, o mio buon angelo, ed ora vuol salire sempre più in alto. Arrivederci dunque presto, che la vostra benedizione mi accompagni e mi illumini. Grazia. Madesani, al quale ho parlato tanto di voi, vi saluta con me. La Sardegna, isola del Mediterraneo, terra a tratti ancora selvaggia, conserva tradizioni ancestrali e memorie di un mondo contadino che la modernità non è riuscita a distruggere. Chi ne vuole penetrare l'essenza dovrebbe inoltrarsi nella lettura delle opere di Grazia Deledda, scrittrice sarda vissuta agli inizi del secolo scorso e che quel mondo ha così bene descritto nei suoi racconti che le valsero il premio Nobel alla letteratura, unica donna italiana ad aver avuto questo onore. Grazia Deledda nacque a Nuoro, capoluogo ideologico della Sardegna più arcaica. Era il 1871 e lei, quinta di 7 fratelli, poté studiare, come era abitudine per le donne allora, solo fino alla 4ª elementare. Minuta ma risoluta, iniziò presto a sognare e a 15 anni scrisse i suoi primi racconti, dando inizio così ad una prolifica carriera di autrice. La sua fama di scrittrice e verista attraversò presto il mare e le sue opere letterarie, tradotte in diverse lingue, portarono quella Sardegna selvaggia in giro per il mondo. Nell'ottobre del 1899 la scrittrice si trasferì a Roma e l'anno seguente sposò Palmiro Madesani, funzionario del Ministero delle Finanze, conosciuto a Cagliari 2 mesi prima. Dalla capitale italiana continuò a scrivere e a raccontare la sua isola, descrivendone usi e consuetudini arcaiche, il duro lavoro della terra, la continua lotta contro le avversità della natura, il ruolo della donna all'interno di famiglie patriarcali, ma nel quale l'elemento femminile era sempre preponderante. Uomini e donne rudi, sottomessi al fato nella continua altalenante scelta tra bene e male, tra sensi di colpa e spinte passionali. Il 10 dicembre 1926 avvenne la consacrazione più alta per uno scrittore, il conferimento del premio Nobel per la letteratura per la sua potenza di scrittrice, dissero, sostenuta da un alto ideale che ritrae in forme plastiche la vita qual è nella sua appartata isola natale e che con profondità e con calore tratta problemi di generale interesse umano. Un tumore al seno, di cui soffriva da tempo, la portò alla morte il 15 agosto del 1936, quasi 10 anni dopo la vittoria del Nobel. A lei la Sardegna ha dedicato strade e piazze, monumenti e luoghi di cultura, considerandola un'icona dell'identità sarda.
Grazia Deledda è stata certamente, anche dal punto di vista della diffusione delle sue opere, certamente molto fortunata, tanto da essere apprezzata all'estero. Il premio Nobel non è certamente una cosa casuale, anche se sul giudizio dei giurati del premio ha certamente influito che Grazia Deledda rivelasse al mondo, e quindi anche a loro, un mondo sconosciuto, un mondo lontano, un mondo di cui non si avevano notizie certe. E questo è il pregio del neorealismo di Grazia Deledda, perché tutti i suoi romanzi, nei luoghi, nelle persone, negli ambienti, nelle situazioni, nelle emozioni, sono davvero di un forte e coinvolgente impatto emotivo. Il fatto che sia una scrittrice amata in tutto il mondo, a me sembrava che facesse una differenza con l'amore della Sardegna, dei sardi per la loro scrittrice. Ne ho avuto una smentita clamorosa quando, da direttore editoriale, ho pensato prima e poi ho attuato, di pubblicare i romanzi di Grazia Deledda. Perché ho detto, ma Grazia Deledda, pubblicata in Italia, ripubblicata decine di volte, all'estero, tradotta in tutte le lingue, eccetera, può essere che non abbia fortuna a collane. E invece, per chi conosce i numeri anche di allora della diffusione dei libri, la collana dei 32 romanzi più il libro sulle tradizioni popolari di Grazia Deledda hanno venduto mediamente ogni volume 30.000 copie, il che vuol dire che abbiamo venduto e abbiamo messo nelle case dei sardi oltre 1 milione di copie delle. Stimolato da questo clamoroso successo, ho deciso poi di pubblicare le novelle, che hanno avuto anche un successo rilevante, e poi le lettere di Grazia Deledda. Le lettere mi stanno particolarmente a cuore, e io immagino che lo siano a tutti quelli che stimano Grazia Deledda, perché Grazia Deledda si rivela per essere una donna di una modernità davvero eccellente. Pensiamo alla Nuoro di fine Ottocento, sia pure una famiglia benestante, ma con tutti i pregiudizi, tutti i limiti che poi abbiamo riscontrato nelle reazioni di qualche nuorese che considerava Grazia Deledda troppo spregiudicata. Ma nelle lettere lei scriveva a direttori di giornali, soprattutto a direttori di riviste letterarie, per dire che lei voleva fare la scrittrice. E in una lettera che mi aveva momentaneamente sorpreso, diceva addirittura: io per fare la scrittrice sono disposta a fare tutto, che sembrava un ammiccamento un po' azzardato con il direttore. Mentre invece da quel punto di vista devo dire che c'è un episodio amaro, perché Grazia Deledda ebbe una corrispondenza con un personaggio napoletano. Ci fu una sorta di scambio di sentimenti, e quello decise di venire qui a vedere Grazia Deledda. Il fatto amaro è che la vide, scappò via, e poi in una lettera dice: praticamente si tratta di un mostro. Devo dire che Grazia Deledda, formidabile per intelligenza, per acume, per capacità di darsi dei traguardi, era fisicamente abbastanza modesta. Era bassotta, grassotta, insomma, però l'intelligenza la faceva bella agli occhi di chi ama la cultura. Lei ha avuto intensi rapporti con molti critici letterari, più che con autori. Ha avuti anche con autori, ma
con critici letterari e nello scambio delle corrispondenze e anche in certi articoli che lei ha scritto per queste riviste letterarie c'è appunto il tema del neorealismo che allora coinvolgeva una pattuglia di valorosi scrittori italiani e per i quali Grazia Deledda era fortunatamente l'eccezione perché erano quasi tutti al maschile, mentre Grazia Deledda si è imposta come scrittrice, non solo neorealista, ma scrittrice di grande livello. Elias Portolu. La voce di Elias si era fatta profonda nel pronunciare quelle ultime parole. Durante il pomeriggio, nella prima ebbrezza della libertà, egli aveva parlato facilmente della sua prigionia e dei suoi compagni di sventura, sembrandogli una cosa già lontana, quasi piacevole a ricordarsi. Ma adesso, in quell'oscurità silenziosa, nel sentire l'odore fresco della campagna che gli ricordava i giorni felici della sua prima giovinezza trascorsa nell'ovile, nella sconfinata libertà della tanca paterna davanti a sua madre, a quella vecchierella buona e pura, improvvisamente il ricordo degli anni perduti invano nell'angoscia del penitenziario gli destava orrore. Elias si sentiva fisicamente bene in quel luogo solitario e selvaggiamente bello, dove era cresciuto, dove era scorsa la prima giovinezza. Giorno per giorno rivedeva e riconosceva ogni angolo, ogni recesso della tanca. L'edera. La donna che aveva avvicinato alla porta il canestro della farina si scosse le vesti, prese la brocca dell'acqua e ne versò un bicchiere. «Annesa, la porti o no quest'acqua?» ripeteva il vecchio asmatico con voce quasi stridente. Annesa entrò, s'avvicinò al lettuccio. Il vecchio bevette, la donna lo guardò. Mai figure umane s'erano rassomigliate meno di quei due. Ella era piccola e sottile, pareva una bambina. La luce del lume dava un tono di bronzo dorato al suo viso olivastro e rotondo, del quale la fossetta sul mento accresceva la grazia infantile. La bocca un po' grande, dai denti bianchissimi, serrati, eguali, aveva una lieve espressione di beffa crudele, mentre gli occhi azzurri sotto le grandi palpebre livide erano dolci e tristi. Qualche cosa di beffardo e di soave, un sorriso di vecchia cattiva e uno sguardo di bambina triste erano in quel viso di serva taciturna e malaticcia, la cui testa si piegava all'indietro, quasi abbandonandosi al peso d'una enorme treccia biondastra attorcigliata sulla nuca. Il collo lungo e meno bruno del viso usciva nudo dalla camicia scollata, il corsetto paesano si chiudeva su un piccolo seno e tutto era grazioso, agile, giovanile, attraente in quella donna della quale soltanto le mani lunghe e scarne svelavano l'età matura. La figura del vecchio asmatico ricordava invece qualche antico eremita moribondo in una caverna. Il suo viso, raggrinzito da una sofferenza intensa, dava l'idea d'una maschera di cartapecora. Tutto era giallognolo e come affumicato in quella figura triste e cupa, e il petto peloso e ansante che la camicia slacciata lasciava scoperto e i capelli arruffati, la barba giallastra, le mani nodose e tutte le membra che si disegnavano scheletriche sotto il lenzuolo, avevano un brivido di angoscia. Egli lo diceva sempre: «Io
Vivo solo per tremare di dolore. Adesso ascolteremo alcuni brani evocativi della figura di Grazia Deledda, al pianoforte Angela Oliviero, alla viola Dimitri Mattu. Prego. Benvenuta. Grazie. Oggi abbiamo tra i nostri ospiti Neria De Giovanni, una scrittrice, ha realizzato tantissimi libri, circa 47, di cui 15 dedicati alla scrittrice Grazia Deledda. Infatti l'evento di oggi è dedicato a Grazia Deledda, un itinerario da Nuoro a Cagliari alla scoperta dei sapori e dei profumi della Sardegna e della città di Cagliari.
Bene, lei è un'esperta di Grazia Deledda, mi fa piacere averla tra di noi perché può portare una bellissima testimonianza sia con le sue opere, ma soprattutto può farci un bel ritratto di Grazia Deledda. Ma sentivo da Nuoro a Cagliari, no? La presentazione, il lancio che lei ha fatto, e in effetti a Cagliari Grazia Deledda ha conosciuto il suo futuro marito. È nata, come tutti voi sapete, ovviamente a Nuoro nel 1871, ma qui a Cagliari lei ha conosciuto Palmiro Madesani, e anzi c'è una bellissima storia tra di loro, perché Grazia Deledda già nel 1800, proprio all'inizio del Novecento, quindi 1899, esattamente il mese di ottobre, viene qui a Cagliari ed è già abbastanza nota, scrive già sulle riviste sia sarde sia qualche rivista anche continentale. Lei ha avuto tante storie, soprattutto epistolari, di persone che la corteggiavano, ma come lei stessa scrive ad un amico, se io mi sposo qui in Sardegna rischio di non muovermi più. Lei voleva uscire dalla sua isola non per tradire la sua isola, ma perché la sua isola potesse essere conosciuta da tutti e non soltanto ovviamente dai sardi. Quindi questo era il suo obiettivo che aveva fin da quando aveva 18-20 anni, e questo obiettivo lei lo ha coronato con Palmiro. Palmiro, che era un romano, non esattamente romano, era nato nella Bassa Padana ma lavorava in un ministero a Roma, era venuto qui a Cagliari per controllare degli ammanchi che secondo il ministero appunto c'erano stati in un ufficio qui cagliaritano, e quindi lo conosce e praticamente gli fa lei la corte e lei gli chiede di sposarlo. Questo è molto simpatico da raccontare perché Grazia Deledda lo racconta in un romanzo, Il paese del vento, un romanzo che è uscito all'inizio degli anni 30 e lei è morta nel 36. Ebbene, in questo romanzo lei fa vivere alla sua protagonista e al suo marito la storia di questa conoscenza. Sono qui a Cagliari in una festa che la direttora della rivista Donna Sarda ha offerto in onore appunto di Grazia Deledda, che benché ancora giovane era comunque abbastanza nota, e quindi durante questa festa Grazia Deledda deve fare il gioco dei pegni, cioè rispondere delle domande. Se poi alla domanda non rispondi bene devi pagare pegno. La nostra Grazietta non risponde bene alla sua domanda e Palmiro Madesani, anche lui invitato a questa festa, dava i pegni, dava le penitenze, e quindi le dice: benissimo, lei deve pagare pegno, signorina, voi siete sposata? No, signorina. Bene, allora davanti a tutti dovete dire come vorreste fosse il vostro fidanzato. E lei con coraggio, perché insomma siamo a fine Ottocento, in un salotto bene, una signorina non sposata, quindi all'epoca purtroppo zitella, così si diceva, lo guarda negli occhi fisso e dice: beh, non sono sposata, non ho fidanzato, ma potendo lo vorrei esattamente come lei. E quindi, siccome Palmiro è viva, ogni tanto anche gli uomini sono intelligenti, ha capito e gli ha mandato subito questa dichiarazione di fidanzamento e di matrimonio. E voi pensate che Grazia Deledda, ripeto, nubile, zitella, 29enne, non bellissima, abbia subito detto di sì davanti a questo ministeriale che la chiedeva in sposa? No. Grazia Deledda ancora una volta ha una forza incredibile, le risponde: per me va bene, basta che in 3 mesi tu mi porti a Roma in una casa tutta mia. E ancora una volta, ripeto, Palmiro Madesani mi è tanto simpatico perché è riuscito a mantenere l'impegno, si sono sposati, stiamo parlando dell'ottobre del 1899, Graziella si è sposata a Nuoro, nella cattedrale della Madonna della Neve, il 10 gennaio del 1900, quindi subito dopo l'ha portata a Roma nella loro casa. Ma vedo che ha portato anche un libro, La Gazza. Ci può raccontare qualcosa? Ma La Gazza, sempre per raccontare qualcosa della storia particolare di Grazia, Graziella ha una gazza a casa, la Checca la chiamava,
che è quasi, come dire, addomesticata, ammaestrata, non so il termine esatto che si possa usare. Comunque era un uccello che comunque girava in casa ed era diventato come un cagnolino, come un gattino, insomma un animale di famiglia. Tant'è che quando Grazia va a Stoccolma per ritirare il premio Nobel nel 1927, nelle sue lettere ai figli chiede sempre notizie della gazza, della checca. Mentre io leggo questo titolo, Passeggiate letterarie da Canne al vento di Grazia Deledda. Certo. La nostra attrice reciterà dopo un brano dedicato proprio a Grazia Deledda, dove parleremo di Effis. Qui abbiamo il cammino di Effis tra i luoghi di Canne al vento. Cosa ci dice certo, di questo romanzo? Certo, innanzitutto Grazia Deledda andava spesso a Galtellì, ma anche a Orotelli, nei paesi diciamo intorno a Nuoro, Oddo perché aveva parenti come per esempio a Orotelli, voi avete già parlato di Camboso, no? Il suo cugino, oppure perché aveva degli amici dove andava magari in visita nelle camere di posada, come si diceva all'epoca, non c'erano B&B o alberghi, no? E quindi anche a Galtellì. Questo romanzo, Canne al vento, che è forse uno dei più famosi di Grazia Deledda, attraverso il personaggio di Effis proprio ci conduce in una Sardegna, quasi come un itinerario già formato, già scritto nelle pagine del romanzo, perché Effis come mendico, per chiedere perdono di un peccato che lui crede di aver fatto, la settimana dopo Pasqua si reca appunto mendicando nei santuari campestri, che sono una bellissima realtà ancora oggi della Sardegna. Grazia Deledda, il vecchio della montagna. In alto, al di là delle rocce, il vecchio sentiva il bosco stormire, percosso da un brivido di brezza. E questa voce lamentosa e monotona gli echeggiava dentro, nel buio dell'anima inquieta, dandogli un senso disperato di tristezza e di abbandono. Per lui la luce era la presenza del figliuolo, ma da qualche tempo sentiva che Melchiorre, incalzato dalla sua passione, lo abbandonava anche lui e talvolta provava un terrore simile a quello d'un bimbo smarrito in luoghi deserti. S'alzò e stette in penoso ascolto. Solo il bosco continuava a mormorare e di qua e di là i cristallini tintinnii delle capre. Ma quando tornò alla capanna, i soliti rumori, il ruminar del cavallo, il guaire del cane, il rosicchiar della lepre, lo rassicurarono.
sentì la bestiola raspargli le ghette, la prese fra le mani e la carezzò. Malignaccia, malignaccia, mormorò, sentendole batter forte il cuoricino. Anche tu hai paura. Poi cominciò a preparare il pranzo, cercando a tastoni i pochi utensili domestici che erano nella capanna. Si curvò sul focolare, avvicinò la mano alla cenere e, sentendo calore, scoprì una grossa brace con la punta del bastone forato che serviva anche da soffietto. Mise una manata di fuscelli secchi e soffiò. La cenere si sparse intorno al focolare. Il gatto scappò scuotendo le zampe e la fiamma brillò. E zio Pietro continuava a soffiar nel fuoco col suo bastone, spazzava la mandria con l'alta scopa di siepe, preparava i pasti, si pettinava sul fazzoletto rosso, pregava e narrava storielle. Il suo cuore si rasserenava. Il piccolo Giglio del Monte aveva esaudito le sue preghiere, spazzando le nuvole dall'oscuro orizzonte della sua vecchiaia. Serena adesso, come una interlunare notte estiva. Canne al vento. Eccolo tutto ai suoi piedi, silenzioso e qua e là scintillante d'acque nel crepuscolo, il poderetto che Efis considerava più suo che delle sue padrone. 30 anni di possesso e di lavoro lo han fatto ben suo, e le siepi di fichidindia che lo chiudono dall'alto in basso come 2 muri grigi serpeggianti di scaglione in scaglione dalla collina al fiume gli sembrano i confini del mondo. Il servo non guardava al di là del poderetto, anche perché i terreni da una parte e dall'altra erano un tempo appartenuti alle sue padrone. Perché ricordare il passato? Rimpianto inutile. Meglio pensare all'avvenire e sperare nell'aiuto di Dio. E Dio prometteva una buona annata, o perlomeno faceva ricoprir di fiori tutti i mandorli e i peschi della valle, e questa, fra 2 file di colline bianche, con lontananze cerule di monti ad occidente e di mare ad oriente, coperta di vegetazione primaverile, d'acque, di macchie, di fiori, dava l'idea di una culla gonfia di veli verdi, di nastri azzurri, col mormorio del fiume monotono come quello di un bambino che s'addormentava. Ma le giornate eran già troppo calde ed Efis pensava anche alle piogge torrenziali che gonfiano il fiume senza argini e lo fanno balzare come un mostro e distruggere ogni cosa. Sperare, sì, ma non fidarsi anche. Star vigili come le canne sopra il ciglione che ad ogni soffio di vento si battono l'una contro l'altra le foglie come per avvertirsi del pericolo. Per questo aveva lavorato tutto il giorno e adesso, in attesa della notte, mentre per non perder tempo intesseva una stuoia di giunchi, pregava perché Dio rendesse valido il suo lavoro. Che cos'è un piccolo argine se Dio non lo rende col suo volere formidabile come una montagna? 7 giunchi attraverso un vimine dunque e 7 preghiere al Signore ed a Nostra Signora del Rimedio. Benedetta ella sia. Ecco laggiù nell'estremo azzurro del crepuscolo la chiesetta e il recinto di capanne quieto come un villaggio preistorico abbandonato da secoli. A quell'ora, mentre la luna sbocciava come una grande rosa fra i cespugli della collina e le euforbi odoravano lungo il fiume, anche le padrone di Efis pregavano. Donna Ester, la più vecchia, benedetta ella sia, si ricordava certo di lui peccatore. Bastava questo perché egli si sentisse contento e compensato delle sue fatiche.
Poi lei prima mi ha parlato di Grazia Deledda e Luigi Pirandello. Ecco, questa curiosità per concludere Sì, la nostra bene. conversazione. Questo è un librino che ho presentato agli amici che lo volessero rileggere, un dono di Natale. E allora Grazia Deledda ha scritto in questo libro, raccolgo 3 racconti di Grazia Deledda sul Natale, insieme però a 3 racconti di Luigi Pirandello, perché i nostri 2 scrittori, isolani entrambi, hanno avuto tutti e 2 il premio Nobel. Ma la cosa curiosa è che Grazia Deledda l'ha avuto nel 1927 e lo ha ritirato nel 27, anche se era, diciamo, per il 26, Sì. anno in cui non è stato dato invece il premio. E Pirandello invece l'ha avuto nel 1934. Allora, non poteva sopportare Pirandello, famosissimo, nel 27 Pirandello era famoso in tutto il mondo, soprattutto come drammaturgo, non poteva sopportare che una provincialotta qualunque, poi una donna per carità, avesse preso il Nobel prima di lui. Quindi c'era proprio questa rivalità tra di loro e c'è un episodio che volevo raccontare. La regina Margherita, quando Grazia Deledda ritira il Nobel e ritorna a Roma, offre un bel, come dire, un rinfresco, no? Una bella festa, anzi letteraria, in onore di Grazia. E invita Grazia Deledda con altri scrittori. Bene, all'ingresso di Grazia Deledda nella sala tutti si alzano in piedi per congratularsi con lei e un cronista dell'epoca annota nel suo articolo che in fondo alla sala rimane seduto senza alzarsi Luigi Pirandello. È proprio in segno di fastidio. Però devo dire, Grazia Deledda ha battuto sul tempo Pirandello, perché ha preso lei prima il Nobel e poi lui. E il caso ha voluto che morissero tutti e 2 nello stesso anno, però anche in questo caso Grazia Deledda vince, perché Grazia Deledda sappiamo tutti che è morta il 15 agosto del 1936 e invece Pirandello è morto il 10 dicembre, proprio il giorno in cui si conferisce e si assegna il premio Nobel. La ringrazio per Grazie questa a voi. conversazione. Grazie tanto.
Grazie Angela. Grazie. Grazie Dimitri, grazie.